Abbiamo qui con noi Federico Fabris, candidato per le elezioni amministrative di Tavagnacco, per le Lista Vivere Tavagnacco e Progetto Civico. Architetto, consigliere da 10 anni a Tavagnacco, in opposizione, e si presenta appunto per quale motivo? Intanto c'è un percorso, appunto 10 anni di percorso all'interno del Consiglio Comunale come consigliere. Poi nell'ultimo anno abbiamo avuto un'iniziativa, cioè abbiamo iniziato a sentire le varie categorie che sono presenti sul territorio e i vari aspetti del territorio, cioè sociale, sport, urbanistica, liberi professionisti, cioè chi il territorio produce ricchezza. E abbiamo cercato di capire da loro quali sono gli elementi negativi, i problemi che ci sono, ma anche le grandi risorse che Tavagnacco ha. Bisogna capire che Tavagnacco è un comune ricco, ha 1100 aziende, ha 100.000 metri quadri di superficie commerciale, per cui numeri importanti. Questo percorso che ci ha permesso di capire il territorio, cosa succede nei vari ambiti di quella che è l'attività del territorio, sia sociale che economica, alla fine ci ha evidenziato delle necessità di intervento sui vari settori, ma anche ci ha evidenziato anche la possibilità di novità e di cose che possono veramente dare un futuro a questo comune. Da lì è logico, la passione viene. Erano anni che francamente mi sarebbe piaciuto fare questa esperienza. Si è concretizzato un insieme di persone che hanno visto in me una figura che poteva essere un riferimento per le loro idee, e io ben volentieri ho dato la mia disponibilità. Se dovessimo sintetizzare i punti principali del programma, le 3 cose più importanti che volete fare, anche per distinguervi da chi vi ha preceduto? Allora, premesso che non c'è distinzione da chi ci ha preceduto, perché io ritengo che oggi cambi tutto, nel senso che il modo di fare politica negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è stata una politica legata al contributo, ad andare giù a Trieste a vedere di trovare il contributo. Oggi cambia completamente questo modo di fare. Oggi ci sarà un'amministrazione con pochi soldi e molti problemi, per cui non c'è una continuità, c'è un momento di cambiamento in cui noi abbiamo delle proposte per intervenire in maniera diversa su diversi aspetti, ma 3 ritengo che siano fondamentali. Primo, la ricchezza del territorio deve essere mantenuta, e per Tavagnacco ricchezza vuol dire commercio, vuol dire attività produttive, vuol dire servizi, attività a livello di servizi. Per cui, e quando parli con un imprenditore, l'imprenditore ti dirà: io sono oberato da una situazione in cui sono pieno di vincoli amministrativi e burocratici che mi legano, mi frenano e mi portano via tempo, per cui noi dobbiamo intervenire su quell'ambito semplificando al massimo le attività, la parte amministrativa delle attività, e lasciando gli imprenditori svolgere il loro mestiere. Logicamente è necessario creare un humus, un ambiente fertile per le attività, e qui per me è corretto dare spazio all'ambito digitale, che è già iniziato con la precedente amministrazione e che ritengo sia una cosa corretta. L'unica cosa che deve uscire da quell'ambito che si è creato inerente, diciamo, la pubblica amministrazione oppure l'aspetto culturale della digitale, deve diventare veramente elemento di business e elemento in cui si creano nuove imprese, specialmente nell'ambito digitale e dei servizi legati al digitale.
Altra cosa è l'aspetto sociale. È chiaro che in un periodo in cui la situazione sociale generale sta declinando, la qualità sociale, noi ci troviamo sempre di più in una situazione in cui la gente arriva all'amministrazione comunale con dei bisogni. Quando si parla con le assistenti sociali, fino a un paio di anni fa, i problemi erano legati alla famiglia, ai divorzi, a questi problemi conflittuali interni. Ora il primo problema è diventato il lavoro, per cui è chiaro, il lavoro che poi legato a una difficoltà familiare magari presente, a dei disagi sociali di altro tipo, che può essere l'alcolismo o situazioni diverse, crea innesca un meccanismo estremamente pericoloso. È chiaro che qua bisogna intervenire con un progetto più generale. Lì mi permetto, ma devo spendere due parole. Scusami, ma devo dire due parole. Allora, cosa succede? Che è chiaro che aumenta il bisogno e diminuisce la forza del comune perché mancano le risorse. È chiaro che ci deve essere qualche forma di compensazione, di aiuto, e questa la puoi trovare solo creando una rete tra comune che dà servizi e associazioni che sono esterne e volontariato. È chiaro che parlare di rete, tutti sono bravi a parlare di rete, ma che cos'è la rete nel concreto? Perché quello è il problema, se non si capisce questo aspetto rischiamo di discutere di qualcosa che non arriviamo a comprendere. La rete è quel passaggio che mi permette per esempio, faccio un esempio semplicissimo. E da noi abbiamo la scuola che inizia alle 8 fino all'1, poi c'è il tempo integrato, che è un tempo diciamo concordato col comune in cui fanno i compiti e quant'altro, che finisce alle 4. Dalle 4 in poi non esisteva nulla fino a 2 anni fa. Poi c'è stata un'iniziativa di associazionismo familiare che ha permesso di trovare uno spazio e delle figure competenti, pagate con i voucher o di personale volontario, che tiene bambini dalle 4 alle 7, nei momenti in cui magari il lavoro non permette alla madre singola di poter prendere la figlia a scuola, per cui c'è una continuità. Rete non è altro che io so dove finisce quello che faccio io, ma so anche quello che fai tu e do continuità all'utente che ha questo passaggio tra me e te. Questa è rete, declinando logicamente tutti gli aspetti della vita, laddove io parto da zero e parliamo di asilo nido e finisco all'anziano che è non autosufficiente, però il legame tra servizi dati dai comuni e l'associazionismo esterno può dare continuità e aiutare questo momento difficilissimo al comune. Quindi una valorizzazione delle associazioni? Assolutamente, tutto sta in piedi se le associazioni aiutano e danno un loro contributo. Per far questo è necessario che che le associazioni siano gratificate per quello che fanno. Appunto, come si può valorizzarle? In che modo? Ma il processo di gratificazione è un processo che logicamente è lento, non si creano le cose da un momento all'altro. E poi devi creare un humus, per cui bisogna partire da capire quali sono le figure nel territorio, che comunque già oggi ci sono dei punti importanti, per esempio i comitati anziani, sono elementi importanti perché hanno, pur avendo non un'attività prettamente diciamo assistenziale, intendiamoci, però sono punti sensibili che possono evidenziare la presenza di situazioni di disagio sociale in quella fascia o quella categoria di persone. Da lì, magari facendo un minimo di corso ad alcune persone, magari che hanno questa sensibilità nel percepire il disagio di altri, può essere degli strumenti, può essere un passaggio per creare una rete, proprio una rete che ci aiuta a percepire il disagio delle persone. Perché un altro dei problemi che ci sono nell'amministrazione è che l'amministrazione viene a sapere di una situazione di disagio sociale quando è conclamata, cioè quando mi arriva la persona in comune con la domanda da presentare. Invece la rete
che noi dobbiamo creare, o comunque che si tende a creare, che si deve cercare di creare, è quella che comprende tutto, anche le zone che potrebbero essere grigie della nostra società. Ecco, quindi queste saranno le priorità. In passato i comuni erano impegnati soprattutto nello sviluppo delle opere pubbliche anche. Sì. Adesso mi pare che sarà più difficile soddisfare il bisogno di qualità della vita da questo punto di vista. Quindi, sicuramente. Quindi, su come vi orienterete? Allora, innanzitutto c'è una questione, dobbiamo concludere quelle vecchie e noi abbiamo alcune opere molto importanti come la biblioteca che va conclusa con i finanziamenti che comunque sono previsti e nei passi successivi riusciremo a completarla. Ma esiste un'altra opera molto importante che ha un valore, che ha avuto un costo importante di 5 milioni di euro, che è la casa per anziani, il cui progetto non chiariva la metodologia di gestione. Qui adesso ci troveremo sicuramente nei prossimi anni ad aver completato l'opera ed avere un difficile avvio di questa struttura. Uno dei temi fondamentali, però dovremmo fermarci qua un'oretta per parlare solo di quella, è la casa per anziani, che è anche centro diurno per Alzheimer e residenza protetta. E lì abbiamo speso 5 milioni senza avere un progetto di gestione all'origine del progetto. Un errore grave quello, senza mezzi termini. Che dovrebbero essere appunto... abbiamo un patrimonio di 5 milioni, dobbiamo vedere, e poi anche lì, scusami, ma vedi, ormai il concetto di opera pubblica deve essere pensato come venne pensati i fondi europei. I fondi europei, quando tu fai la domanda, in quasi tutti c'è un aspetto che è quello del che ricaduta avrà in termini lavorativi, in termini di lavoro, di posti di lavoro, questi soldi che ti do. Lì abbiamo speso 5 milioni senza aver fatto nessuna analisi, detto così. Cambiando argomento, sì. Un altro tema che riguarderà un po' tutti i comuni sarà quello delle aggregazioni a cui sta spingendo la Regione. La Regione. Su questo voi lei come allora, e dove guardate soprattutto sì. eventualmente? Allora, Tavagnaco ha un bacino di 15.000 abitanti, 14.900, 750, per cui io vedo che, allora faccio una premessa, a mio avviso l'aggregazione dei servizi è fondamentale. Io esco cioè la mia professione mi impone di avere un confronto con gli uffici tecnici, sia in ambito di edilizia privata che di edilizia pubblica. Allora, è impossibile che un ufficio tecnico di una o due persone abbia la capacità di sapere tutte le normative che ci sono oggi in un settore, e come l'edilizia anche altri ambiti hanno questa problematica. Quindi l'aggregazione degli uffici è una cosa fondamentale. La dimensione degli uffici deve essere tale che ci deve essere all'interno di ogni settore un legale, perché oggi è fondamentale, e poi una struttura invece tecnica che affronti i vari temi e aspetti. Questo per ogni settore. Per cui il bacino potrebbe essere 15-20.000 persone per avere questa struttura. Sul concetto invece di aggregazione della parte politica io sono profondamente contrario. Perché? Perché anche se un comune ha, adesso non esageriamo logicamente sulla dimensione troppo piccola di 100 abitanti, che lì è effettivamente impossibile gestire, però anche se un comune è piccolo, il valore sociale del consigliere comunale è altissimo e il costo alla fine di un consigliere comunale è nulla rispetto a quello che può dare al territorio. Perché? Perché il consigliere comunale è quello che conosce la frazione, è quello che conosce il gruppo di persone, è quello che, come parlavo prima, potrebbe essere a conoscenza di una situazione sociale altrimenti sconosciuta agli uffici. Per cui, al di là proprio di una soglia minima, io vedo politicamente che la parte politica
cioè consiglieri, giunta e sindaco, rimanga, perché è una base sociale, di tessuto sociale, strutture a unire e subito. con chi nel caso di Tavagnacco? Allora, Tavagnacco è complesso, perché io ritengo che non ci dobbiamo unire con Udine. Non ci dobbiamo unire con Udine. Perché? Perché l'unione con Udine è per una questione progettuale e per una questione di identità. Noi, allora, premesso che io vedrei bene Tavagnacco, 15.000 abitanti, potrebbe anche riuscire ad avere una sua autonomia, ma se un giorno qualcuno mi dovesse dire per forza con chi mi devo unire, prima cosa dico non con Udine, perché Udine ha delle dinamiche, delle problematiche e una progettualità completamente diversa dall'Interland che ci vive intorno. Il voler aggregare l'Interland a Udine è un errore, perché sarebbe solo finalizzata alla gestione di alcuni servizi, ma non della parte diciamo vera e propria sociale, che è quella dei rapporti tra persone e delle figure di riferimento, che è il sindaco, che è la giunta con cui in paese hai un contatto diretto. Si andrebbe a perdere quell'aspetto e sicuramente ci sarebbe un decadimento della qualità sociale. Udine poi in tutti questi anni che disegno ha avuto? Adesso l'unica cosa che funziona è l'università. Difatti i sindaci sono venuti, o i sindaci o le figure di riferimento vengono fuori da quell'ambito. Cosa è stato del commercio, dell'industria, della produzione? Mi spiego? Sì. Allora, mentre invece noi stiamo navigando nel bene o nel male, ma abbiamo una nostra identità anche sotto quell'aspetto, e da lì io ritengo che assolutamente dobbiamo mantenerla. Quindi guardare eventualmente a chi? Ma allora, probabilmente ci potrebbero essere delle forme, dipende quali forme di aggregazione, ma sicuramente ai comuni contermini. Logicamente abbiamo Tricesimo, perché c'è l'asse della Tresemane, per cui ci può essere una logica comune insieme a Reana, perché abbiamo un tema comune che è importantissimo, no? 1500 macchine all'ora, cosa facciamo? Qual è il futuro di questo asse, che poi è uno dei temi della politica Tavagnacco. Oggi come oggi abbiamo fatto alcuni interventi tramite il Proust, però l'asse della Tresemale ha ancora i fossati come 50 anni fa. È chiaro che se tu vuoi fare un asse dove che diventi mercato inteso commercialmente attraente, devi dargli una dignità. Altro qui c'è ancora un discorso da fare e nei limiti delle capacità dell'amministrazione deve intervenire anche lì. Sì, poi, un altro dei temi che si stanno affrontando in campagna elettorale è il consumo del territorio. Qual è la sua posizione? Ecco, la mia posizione è durissima, nel senso che veramente difficile, però bisogna affrontarlo sto tema. Noi oggi a Tavagnacco abbiamo previsto 1 milione di metri quadri che da agricolo passa a edificabile, è passato a edificabile, per cui attraverso quasi tutte sono delle grosse lottizzazioni che trasformeranno di fatto, una volta approvate, daranno la possibilità di edificare. Per cui questo piano è stato approvato nel 2008, che era un altro mondo. Mi spiego, nel mondo edilizio era un'altra cosa completamente. Oggi siamo nel 2014. Rifare il piano regolatore? Assolutamente, ridurre le aree, e la cosa veramente più difficile non è ridurre le aree, è trovare una forma di compensazione e meccanismi economici che si sono già generati, perché se io so che il mio terreno vale 100 perché è edificabile, non posso, e l'ho comprato, non posso adesso perdere 100, mi spiego? Bisognerà trovare delle forme di compensazione con trasferimento magari della cubatura edificabile in zone che hanno già delle loro infrastrutture e magari hanno anche in questo momento la forza di richiedere questa volumetria. Penso alle aree commerciali intorno alle Tresemane, che sono già urbanizzate. Quindi spostare, non diminuire ma spostare. E da trovare la formula, tra parentesi questa formula va condivisa con la Regione.
anche perché comunque Tavagnacco è uno dei comuni più importanti della regione. Noi sui temi che sono fondamentali dobbiamo avere un confronto e un peso a livello regionale al fine di determinare una legge che ci permetta di arrivare in questo obiettivo. L'ultimo tema è quello del commercio. Che ha affrontato Allora, in commercio, in sintesi abbiamo 3 commerci noi a Tavagnacco. Abbiamo il commercio, il grande commercio, quello sulla statale, quello sulla Pontebana che vediamo tutti, no? Poi quando passiamo il commercio di Feletto, che è un centro che comunque ha un suo nucleo storico, e poi il commercio delle piccole frazioni, il commercio di prossimità, il servizio di prossimità. Allora, sul grande commercio ho già detto un concetto semplicissimo: finché noi non rendiamo un viale urbano la Tresemane, diamo l'impressione di essere in piena campagna come 50 anni fa. Ci deve essere una riqualificazione. Ora parte dalla parte della provincia la rotonda della Dimoret e quella all'altezza di Cavalicco, che sono 2 rotonde fondamentali. Bisogna, non so in che modo, ma bisogna trovare la soluzione per rendere il tratto tra le 2 rotonde, che è circa un 900 metri, riqualificato, in modo da dare l'immagine di un'area urbana con i suoi alberi, con il marciapiede, con la pista ciclabile, con la fermata dell'autobus. Sono cose fondamentali perché quel grande commercio che è iniziato tanti anni fa proprio da Tavagnacco oggi si è espanso anche al di sopra delle possibilità del Friuli, è chiaro. Però se facciamo un ragionamento di fidelizzazione della clientela, se facciamo un ragionamento di eventi successivi che qualificano quest'asse e ridiamo una qualità urbana, noi possiamo puntare ad affrontare i prossimi 10 anni nel mondo del commercio anche con una certa serenità su questo tratto di strada. Inoltre, la riqualificazione di quel tratto lì cercherebbe di risolvere uno dei problemi che c'è sempre stato a Tavagnacco, perché l'est è diviso dall'ovest, cioè la linea Cadegliaco, Cavalicco, Molinnuovo, e poi invece Tavagnacco, Branco, Feletto, Colugna sono divisi da questo asse. Invece la riqualificazione permetterebbe di percepire come una strada urbana e di conseguenza puntare per far percepire il tutto come un unicum con un unico territorio. Feletto ha perso un'occasione. Feletto poteva benissimo partecipare al bandi che ci sono stati per le riqualificazioni dei centri storici come mercati naturali. Ne hanno presi benefici Tolmezzo, Gemona, Palmanova e altre città. In quel bando lì c'era perfettamente identificato quali erano i meccanismi per riuscire ad arrivare a creare un insieme di elementi comuni a tutti i commercianti della piazza, ad avere una politica comune di commercio, a iniziare a fare un ragionamento di internet, a capire quali sono i meccanismi che ti possono riqualificare e fidelizzare la clientela. Noi queste considerazioni non le abbiamo fatte, ce le siamo perse. Perché? Perché verso il commercio di prossimità e il commercio, diciamo, del centro di Feletto non c'è stata attenzione, non c'è stata l'assessore che era lì presente, andava a trovare i commercianti ogni settimana e capiva i loro problemi ed era lì sull'elemento e studiava. Non c'è stato nulla di tutto ciò, per cui si è perso adesso alcuni anni. E io mi riprometto di ripartire proprio con questo tema, riqualificare il centro commerciale di Feletto in termini commerciali. Altro discorso è invece il commercio di prossimità, e qui parliamo di Branco, parliamo di Adegliaco, di Cavalicco, che sono ambiti dove sì e no oggi esiste ancora una persona che tiene il pane, mi spiego. È chiaro che siamo in una situazione difficilissima,
Però in un momento in cui c'è crisi, se noi riusciamo a costruire un'attività commerciale che ti permetta degnamente di vivere e di avere un reddito e non diventi rimasto con le questioni amministrative, o perlomeno il comune deve accompagnarli su questo percorso, noi creiamo un servizio di prossimità. Allora capire se c'è la possibilità di concentrare tutto in un'unica attività, con un unico referente, giornali, pane e quant'altro. Però questo permetterebbe di creare delle piccole attività con più merceologia, però iniziare a fare un ragionamento anche su queste aree che altrimenti rimarrebbero scoperti, e la persona anziana deve capire come andare a prendere il pane perché non ha più il negozio vicino a casa. Benissimo, abbiamo voluto sintetizzare in maniera un po' veloce comunque le linee del programma. Ringraziamo Federico Fabris, candidato sindaco a Tavagnacco, della lista Vivere Tavagnacco e Progetto Civico.